Torniamo all'epidemia di coronavirus. Padova entra nella fase 5, quella in cui negli ospedali la priorità per l'emergenza Covid-19 può prendere il sopravvento su altri generi di intervento sanitario. La sanità si sta quindi riconvertendo per riuscire a rispondere al bisogno di cure. Alessia Piovesan e Claudio De Zan. Anche Padova è entrata in fase 5 come tutte le altre ULSS del Veneto, tranne Rovigo. È l'ultima nel piano di sanità pubblica previsto dalla Regione, che stabilisce cosa fare e come farlo quando i numeri dei ricoveri, soprattutto in terapia intensiva, non migliorano. Significa andare a reperire ulteriori spazi per quanto riguarda la licenza ordinaria e anche spazi per quanto riguarda le terapie intensive. Abbiamo recuperato 32 posti letto per la licenza ordinaria di malattie infettive e 6 posti letto in più di terapia intensiva. Ora sono 4 in tutto le terapie intensive a Padova. Per crearle il personale che deve essere preparato è stato sottratto all'area chirurgica. Abbiamo ridotto dall'inizio 108 posti letto e questo ci ha consentito di recuperare poi personale infermieristico ma anche personale medico e anestesisti per garantire tutte le attività. Urgenze, trapianti e chirurgia maggiore sono garantiti, ma gli interventi che possono attendere attenderanno. 250 tra medici, infermieri e operatori sono stati assunti per il Covid, ma la curva dei contagi deve scendere. Noi in questo momento stiamo constatando una stanchezza, no? Ormai siamo sotto pressione da febbraio e va ringraziato tutto il personale che si sta impegnando. Vaccino come speranza, a questo si guarda. Dopo le 90 dosi già fatte ai sanitari di Padova, a fine gennaio ne arriveranno qui altre 5.000. Data la doppia somministrazione, ora basteranno per circa un terzo del personale. Lei non sa ancora come ha risposto il suo corpo al vaccino troppo presto? No, perché come lei sa ci vuole almeno una decina di giorni perché il vaccino scateni la risposta immunitaria.